Euroregione.news. Dialoghi Autunno 2022. Presentata nella loggia della Gran Guardia di Piazza Grande a Palmanova, la manifestazione itinerante organizzata dal Comune di Palmanova e dall'Associazione Cultura Globale. Il festival itinerante della conoscenza Dialoghi per la sessione autunnale e il gran finale della 7ª edizione dal 9 settembre al 2 ottobre, con il direttore artistico Renzo Furlano e il contributo di Vincenzo Martinez. Tra gli sponsor di questa importante e storica iniziativa c'è la Lega delle Cooperative. Noi siamo amici di questa iniziativa da molto tempo, devo dire è una iniziativa grandissima che riempie i territori di un sacco di belle esperienze artistiche e civili, e tra quelle civili c'è anche il nostro apporto, e quindi il 29 settembre a Palmanova al teatro insieme abbiamo concepito un'iniziativa dedicata alle Smart City. Smart City sappiamo che è un temone gigantesco, però ci saranno degli esperti che parleranno di sostenibilità, di inclusività e di intelligenza, e ci aspettiamo non solo che siano presenti gli amministratori, che evidentemente fanno questo lavoro, ma anche che ci siano ragazze e ragazzi, perché questi temi così importanti non possono prescindere dal loro apporto. Quindi con questo spirito abbiamo pensato una bella iniziativa insieme a Dialoghi. Il miglior motivo per venire a Dialoghi è che a Dialoghi trovate di tutto, conoscenza, conferenze, presentazioni di libri, spettacoli, danza, poesia, canto, musica, praticamente tutto in 4 fine settimana, dal 9 all'11, Campolongo, Tapogliano, Romans di Sonzo e Cormons, poi 3 giornate nel borgo medievale di Giassico, luogo stupendo, il 16, 17 e 18 di settembre. Un coro a Villa Nacchini a Corno di Rosazzo il 24 di settembre, poi gran finale al Teatro di Palmanova dal 29 di settembre al 2 di ottobre, con Calimberti, Odi Freddi, Pupi Avati, Banda Osiris e il premio alla carriera Alessandro Barbero. Da Palmanova, Marco Mascioli. Euroregione.news.